Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Speriamo che oggi il capo sia di buon umore e che tutto sia tranquillo. A me il capo fa un po' paura quando urla con il povero Filippo. Non ho proprio voglia di affrontare nuovi pro. Oh no, ci risiamo. Chiuso per morbillo. E adesso come facciamo? Per tutti, mamma, non possiamo neanche entrare. Vieni, andiamo qui di fronte a telefonare al capo. Pronto, capo? Cos'è successo? Possibile che tutta la redazione di Gioca e Suona sia a letto ammalata? Certo che è possibile. E visto che ci hai portato in redazione uno spargitore di microbi, che cosa ha avuto Cirillo giusto qualche settimana fa? Il morbillo. Appunto, e prima di guarire ha pensato bene di infettare tutti, tranne Dorella che il morbillo lo aveva già avuto da piccola. Va bene, ma adesso come si fa? Dorella sta arrivando con le chiavi. Nella mia cassaforte troverete gli appunti di Gioca e Suona con Cristina. Ragazzi, mi raccomando, sono nelle vostre mani. Non si preoccupi, capo. Vedrà che sapremo cavarcela. Fatemi sapere qualcosa. Auguri. Ah, ecco Dorella. Forza, ragazzi, questa volta dobbiamo cavarcela da soli. Pagina 83. Il capo ha detto di aver lasciato gli appunti nella cassaforte e mi ha spiegato il modo per aprirla. E come si fa? Non mi ha voluto scrivere i numeri della combinazione perché temeva che Solfagio potesse impadronirsene, perciò ho trovato un altro sistema. Mi ha dato questa cassetta registrata con una speciale sequenza di suoni. Noi dobbiamo ascoltarla e, usando questo schema che mi ha dato insieme alla cassetta, potremo trovare la combinazione che apre la cassaforte. Vediamo. Lo schema è come quello illustrato a pagina 83. Sì, vedi? Ci sono delle caselle e dei numeri. 1, 2, 3, 4. E nella cassetta ci sono le istruzioni. Ascoltiamola. Cristina, ti prego, lasciami provare. Vedrai che ci riuscirò. Ci devi riuscire, Cirillo, altrimenti siamo nei guai. Dai, metti subito la cassetta nel registratore. Per trovare la combinazione della cassaforte è necessario stabilire qual è il suono che va più lontano e qual è quello che va più vicino. Sentirete prima 3 colpi, così. Poi partirà il suono, così. Tracciate una riga sullo schema lentamente e interrompetevi quando finisce il suono. Usate la matita, così se sbagliate potrete cancellare e ricominciare da capo. No, non dal capo, da capo. Per avere la combinazione è sufficiente scrivere il numero corrispondente al suono che è andato più lontano e poi il numero corrispondente al suono che è andato più vicino. Suono numero 1. Suono numero 2. Suono numero 3. Suono numero 4. Allora, Cirillo, che numeri hai ottenuto?
Secondo me i numeri della combinazione sono 3 e 4, perché il suono che è andato più lontano è il numero 3 e quello che è andato più vicino è il numero 4. Dai, Dorella, prova a vedere se si apre. Cosa hai trovato? C'è questa cartella e dentro la cartella solo un foglio sul quale c'è scritto lungo e corto. E basta? E basta! Pagina 84. Beh, se gli appunti per gioca e suona sono questi, siamo in un bel guaio. Un momento, qui nella cassaforte c'è anche un'altra cassetta. Ascoltiamola. Dalla a me, ci penso io a metterla nel registratore. Questo è il gioco di pagina 84 e si chiama Caccia ai suoni lunghi e corti. Istruzioni per Filippo. Illustrare 8 oggetti e strumenti musicali che producono suoni corti e suoni lunghi. Lasciare una casella bianca nel disegno. In questa casella i bambini dovranno fare un segno con la matita rossa se il suono corrispondente è un suono corto e un segno con la matita blu se il suono invece è lungo. Istruzioni per Camilla. Preparare i seguenti suoni, ma in un ordine diverso da quello delle illustrazioni di Filippo. Ah, ho capito! Ascoltiamo i suoni e vediamo se tutto è a posto. Bambini, avete le matite? Una rossa e una blu? Allora aprite bene le orecchie. Sequenza di suoni. Allora, Cirillo, vediamo un po'. Ecco, martello, corto, aspirapolvere, lungo, gong, lungo, nacchere, corto. Bravo, Cirillo. Questo era difficile da indovinare perché erano tanti suoni molto corti e veloci. Orologio, corto, tromba, lungo, sirena, lungo, tamburo, corto. Pagina 85. Ragazzi, se la cassetta con gli appunti del capo è finita, a questo punto siamo di nuovo nei pasticci. Ma proviamo a lasciarla andare avanti. Incrociamo le dita e sentiamo. E questo che cos'è? Giuro che non ci capisco più niente. Ragazzi, sono sicura che questo è un messaggio del capo in alfabeto Morse. Già, ma come facciamo a decifrarlo? Io di alfabeto Morse non capisco assolutamente nulla. Io non so nemmeno che cosa sia l'alfabeto Morse.
è un sistema per trasmettere rapidamente un messaggio per mezzo della radio oppure di segnali luminosi. Ogni lettera dell'alfabeto è rappresentata dai suoni brevi e lunghi, come quelli che abbiamo appena sentito. Così è possibile inviare qualsiasi messaggio. Per tutti, mamma! È bellissimo! Sì, è bellissimo, ma chi lo conosce? E non preoccupatevi, ragazzi. Se guardate a pagina 85, troverete un disegno che vi aiuterà a capire come funziona l'alfabeto Morse. Eccolo! Bene, allora riascoltiamo il messaggio del capo e cerchiamo di decifrarlo con l'aiuto del disegno. SOS? Ma qui è sempre più difficile. Mi sai dire che cosa significa? Questo è il messaggio che lancia qualcuno quando è in pericolo. Le navi, gli aerei e qualche volta anche i capi a corto di idee. Sono sicura che il prossimo gioco dovremo inventarcelo noi. Ho un'idea! L'alfabeto Morse è molto divertente. E allora perché non proviamo a scrivere il nostro nome usando i segni di questo alfabeto? È un'idea formidabile. Proviamo subito. Allora il mio nome sarebbe così. C, una lunga, una corta, una lunga, una corta. I, due corte. Eccetera, eccetera. Su, bambini, provate a scrivere anche voi il vostro nome con l'alfabeto Morse. E poi potreste provare a suonarlo sulla tastierina, così. Ascoltate Cirillo come suona bene il suo nome. Ma potete fare anche così, cambiando tasto ogni volta, improvvisando. Cristina, Cirillo, che fatica! Per fortuna adesso tocca a voi. Pagine 86-87. Le canzoni di Gioca e Suona. Negli occhi brillano le stelle. Cristina, questa canzone la conosco veramente bene. E va bene, dai, fammi sentire. La notte si è già qua giù, ma io paura non ho, perché le stelle lassù brillare vedo da un po'. Le stelle guardano che tu, nel cuore luce entrerà, paura non avrai più, un mondo nuovo sarà. Le stelle brillano negli occhi, se guardarle saprai, su nel cielo le toccherai. Negli occhi brillano le stelle che guardando tu stai, quante stelle tu prenderai. Oh,
bravo con la tastierina. Anche voi diventerete bravi come lui, usando il nostro solito schema colorato. Pagine 88-89. Buongiorno a tutti. Ma ci siete solo voi? E gli altri dove sono? Gli altri sono tutti a letto con il morbillo. Vede, maestro, qui a pagina 88 c'è un gioco con tante caselle vuote. Vediamo un po'. Sì, suoni solo corti e suoni lunghi e corti. Molto, molto bene. Allora, come sapete, ci sono tanti strumenti musicali. Alcuni fanno solo suoni brevi, altri invece possono fare suoni lunghi e suoni corti. Dipende dal modo con cui si suonano. Vedete, io ho questa serie di disegni. I bambini li possono ritagliare dal cartoncino numero 6. Fatto? Ora, ascoltando il suono di ognuno di questi strumenti, dovrete stabilire se appartiene alla categoria dei suoni solo corti oppure a quella dei suoni lunghi e corti e incollare il disegno con lo strumento corrispondente nel primo o nel secondo gruppo di caselle. Sentiremo prima alcuni strumenti a percussione. Legnetti, maracas, piatti, triangolo. Ed ora il suono di un tamburo dalla forma un po' strana e subito dopo il suono di un bongo. E poi sentiremo il violino, l'arpa, il pianoforte, la tromba, il flauto, e la tastiera elettronica. Facile, no? Quanti suoni avete nel primo gruppo di caselle? 4! Bravo! E quanti nel secondo gruppo? Sono molti di più, sono 8! Sì, è vero, sono moltissimi.
E non sono nemmeno tutti, perché quasi tutti gli strumenti musicali possono fare suoni sia lunghi che corti. A proposito, abbiamo preparato una canzoncina che fa proprio al caso nostro. Pagine 90-91. Ma dove si sono cacciati quelli del coro? Ragazzi, oggi eseguiamo la canzone FP e Topo Smilzo. E chi sono questi due? FP è un tipo pacifico, ma così pacifico che la sua parte è fatta tutta di suoni lunghi. Mentre Topo Smilzo è un tipo un po' agitato e la sua parte è tutta di suoni corti. State a sentire. Un giorno in un paese che voi non conoscete vivevano due amici uniti per la pelle. E Peppi era cicciotto, goloso e molto pigro, diverso dallo Smilzo che fermo mai non stava. Io sono Topo Smilzo, se sorpassi io ti impizzo, corro sempre come un pazzo, sono veloce come un razzo. Io sono Topo Smilzo, se sorpassi io ti impizzo, corro sempre come un pazzo, sono veloce come un razzo. Domenica mattina, davanti a tutti quanti, lo Smilzo vuol sfidare e Peppi in una corsa e batte come sempre, veloce in tutta fretta, ma scivola e poi cade facendo un gran baccano. Io vado adagio, sai, non corro rischi mai, tardi arriverò, ma io mi salverò. Io vado adagio, sai, non corro rischi mai, tardi arriverò, ma io mi salverò. Pagine 92-93. Le interviste di Cristina. Il metronomo. Non sono uno strumento musicale, ma sono indispensabile per chi studia la musica. E per questo mi considerano un tipo noioso. Invece io sono allegro, a volte scatenato. Pensate che vado pazzo per il rock? Scusi, signor metronomo, dico a lei, ma mi vuole dar retta un momento? È vero, io servo soprattutto a chi studia. Tic-tac, senza interruzione e senza badare a chi sta faticando e sudando. Sono una specie di direttore senza anima. Quella deve mettercela chi suona. Senta, mi permette di farle qualche domanda? Voi pensate a suonare e seguite me. Per quanto riguarda il tempo e attenzione a non sbagliare. Ragazzi, dovete avere pazienza, me l'avevano detto. Guarda che sarà un'intervista difficile. Il signor metronomo non guarda in faccia a nessuno, va sempre avanti per la sua strada. Anche se tu sbagli, non gliene importa nulla. Lui continua con il suo tic-tac. Lo sentite? Faccio tic-tac come un orologio e posso cambiare velocità come pare a voi. Io segno il tempo e spesso mi tolgo di mezzo per lasciare posto alla batteria, che fa la mia parte. Volete una dimostrazione? Ecco.
E secondo voi questa è stata un'intervista? Pazienza. In ogni modo abbiamo conosciuto un personaggio importante nel mondo della musica. Pagine 94-95. Il teatrino di Gioca e Suona. Per Günd, nell'antro del re della montagna. Voi dove credete che si trovino i troll? Beh, io non lo so. Ma Per, uno scapestrato perdigiorno che ne combina di tutti i colori, costretto a nascondersi nella foresta per sfuggire alla giustizia, incontra la figlia del re dei troll. La principessa lo invita nel suo regno. Per spera di avere trovato un rifugio e la segue alla reggia del padre. Dovete sapere che i troll non sono proprio bellissimi, anzi direi che rappresentano quanto di più brutto si possa trovare nella foresta. Il povero Per, senza rendersene conto, si trova ad essere accolto come lo sposo della non bellissima donzella, che adesso, ben illuminata, gli appare in tutto il fulgore della sua bruttezza. «Oh, è vero», dice il re, «questo giovanotto ha una testa sola, ma anche mia figlia non ne ha di più. I troll con 3 teste sono fuori moda, di quelli con 2 è scarsità e comunque sia valgono pochino». Ma per sposare la principessa figlia del re dei troll, Per dovrà subire qualche piccolissima modifica per assomigliare appena un pochino agli altri troll. Una cosuccia da nulla. L'occhio sinistro sarà leggermente graffiato, ma solo un pochino. Il destro sarà sostituito con un occhio di vetro grande come quello di un bue, così potrà apprezzare meglio la bellezza della sposina. In una situazione del genere, l'unica salvezza è la fuga. Inseguito da tutto il popolo dei troll, Per fugge. Solo il suono delle campane della chiesa liberano Per dalle ire dei troll. Adesso ascoltiamo in silenzio la breve e terribile avventura di Per. La musica inizia piano piano, poi sempre più forte e più veloce. Oh, mamma mia, che paura fanno questi troll!
pagina 96. E per finire, che cosa ne diresti di riprendere la canzoncina di FB e Topo Smilzo e di provare a suonarla sulla tastierina? Oh sì, Dorella! Mi sembra proprio una bellissima idea! E guardando lo schema colorato a pagina 96, anche i bambini potranno suonare insieme a me!